E ora la rubrica 3 minuti per la tua salute, il secondo appuntamento con la dottoressa Girardi. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, la trasmissione che parla della salute e dei problemi della salute. Abbiamo qui ancora la dottoressa Benedetta Girardi, che voi avete visto in passato come responsabile dell'associazione Al Ponte. Oggi invece qui per un problema più legato alla sua formazione, diciamo, ed è quello, è molto interessante, dei problemi dati da un disturbo di comportamento alimentare, in modo particolare di quelli che hanno l'anoressia, che hanno la bulimia, e mi piacerebbe sentire qualcosa anche di questo problema in relazione ai giovanetti, ai giovani proprio. Sì. Ecco. Allora, quali sono i disturbi del comportamento alimentare? Allora, esistono sostanzialmente due grosse patologie legate ai disturbi della condotta alimentare, che sono l'anoressia nervosa e la bulimia nervosa. L'anoressia nervosa è una patologia nella quale le persone che ne soffrono fanno difficoltà a mantenere il peso corporeo al di sopra di quello minimo normale. Mentre la bulimia è una patologia che implica delle frequenti abbuffate di cibo con tutta una serie poi di condotte compensatorie. Che cosa significa? Che poi cercano di smaltire tutte le calorie che hanno ingerito attraverso, per esempio, il vomito autoindotto, l'attività fisica eccessiva, l'uso e l'abuso di lassativi, di diuretici. E cosa importante però per queste due patologie è l'alterazione della percezione del proprio corpo. Questo che cosa significa? Che le persone che ne soffrono tendono sempre a vedersi troppo grasse, anche quando in realtà sono molto magre. Ecco, però questa percezione lo si ha a qualsiasi età o solo a determinate età? Allora, queste patologie di solito si sviluppano tra i 12 e i 25 anni e si è notevolmente abbassata quindi l'età di esordio della patologia, perché 12 anni sono davvero pochi. In Italia 3 milioni di persone soffrono di questa patologia, in Veneto il 3% della popolazione, cioè 13.500 persone. E la nostra US è di media dentro? Direi di sì. Interessante, tra uomini e donne. Allora, sicuramente è un problema che colpisce molto più le femmine piuttosto che i maschi, anche se però recentemente si è assistito a un notevole incremento dei casi di maschi che vengono colpiti poi da queste patologie. Ringraziamo la dottoressa, noi ci rivediamo una settimana prossima.